Betlemme. Per noi, Cristo Salvatore, venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa celebra oggi la festa di San Giovanni Apostolo ed Evangelista. È colui che ci ha trasmesso, ha meditato e ha trasmesso alla Chiesa il mistero profondo di Gesù, il Verbo di Dio che si è fatto carne. Apriamo anche noi il nostro intelletto per raccogliere la profondità della riflessione e del mistero che Giovanni ha contemplato, ha toccato e ci ha trasmesso. Affidiamo al Signore la nostra povertà, la nostra fragilità e con umiltà diciamo: Signore Re della pace, Kyrie eleison. Cristo, luce nelle tenebre, Christe eleison. Signore, immagine dell'uomo nuovo, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che per mezzo del Santo Apostolo Giovanni ci hai dischiuso le misteriose profondità del tuo Verbo, donaci intelligenza e sapienza per comprendere l'insegnamento che Egli ha fatto mirabilmente risuonare ai nostri orecchi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contempliamo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita. La vita infatti si manifestò. Noi lo abbiamo veduta e di ciò diciamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna,
che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio Gesù Cristo. Questo ricordiamo perché la nostra gioia sia piena. Parola di Dio. Gioite giusti nel Signore. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscono le isole tutte, nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Gioite giusti nel Signore. I mondi fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Gioite giusti nel Signore. Una luce spunta per il giusto, una gioia per i reti di cuore. Gioite giusti nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo. Gioite giusti nel Signore. Alleluia. Alleluia. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore. Ti acclama il coro degli Apostoli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala corse e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Parola del Signore. Ci sono nell'esperienza del Vangelo di San Giovanni due esperienze che sono particolarmente forti e che sono conservate dall'Evangelista e tramandate alla Chiesa. Due esperienze che ci ricordano così il contatto, l'incontro personale con il Maestro, con il Signore. La prima è all'inizio, quando Giovanni Battista indica Gesù: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. E c'è Andrea, fratello di Pietro,
e Giovanni, che sentono questa espressione e lasciano il Battista e vanno al seguito di Gesù. E lì nasce il primo dialogo con Gesù. È un'esperienza, quella iniziale, che ci è ricordata e descritta nei particolari. L'altra esperienza che è particolarmente significativa ed è descritta con i dettagli è quella che abbiamo sentito adesso. Al mattino di Pasqua, Maria Maddalena va per prima al sepolcro, lo trova aperto, non trova il corpo di Gesù e allora corre e comunica agli apostoli. La descrizione che l'Evangelista fa e conserva proprio il sapore di quella prima esperienza. Corrono, Giovanni, che è più giovane, corre più velocemente di Pietro, però non entra, aspetta Pietro, perché è l'apostolo più autorevole. Poi entra anche Giovanni e ci dice: vide e credette. Mentre di Pietro aveva detto, si chinò, vide i teli posati là. Pietro osserva, si interroga: ma cosa significa questo? Giovanni anch'egli entra, osserva, si interroga, ma poi, ecco qua, credette. È l'apostolo della fede, della testimonianza che nasce dall'amore. L'amore per il Maestro ha fatto intuire, ha fatto comprendere a Giovanni che Gesù è risorto. Gesù è realmente quello che aveva sempre detto di essere, il Figlio di Dio. E nella prima lettura abbiamo la testimonianza dell'Evangelista Giovanni, dell'Apostolo Giovanni. Ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo toccato, cioè la concretezza dell'esperienza vissuta con Gesù che viene trasmessa alla comunità cristiana. Ma il motivo per cui viene trasmessa è interessante. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Non dice perché la mia gioia, la nostra gioia, la testimonianza di Giovanni che diventa motivo di comunione, legame profondo tra l'esperienza dell'Apostolo e l'esperienza del singolo cristiano, del singolo membro della comunità. Ma questa gioia sia piena. Ecco il frutto della Pasqua, ecco il frutto della testimonianza degli Apostoli. Ecco ciò che caratterizza l'esperienza cristiana, la gioia. Giovanni, il discepolo prediletto, posò il capo sul petto del Maestro, fu ai piedi della croce insieme a Maria e credette alla tomba vuota del Signore.
Preghiamo con la stessa confidenza dell'Apostolo. Padre della luce, ascoltaci. Padre della luce, ascoltaci. O Dio, che nel tuo Figlio fatto carne ci hai dato la grazia di vedere e toccare il Verbo della vita, rendi la tua Chiesa sempre più santa e feconda con la potenza del tuo Spirito. Noi ti preghiamo. Padre, ascoltaci. O Dio, che nel Naviglio hai fatto risplendere la vera luce, dissipa le tenebre del male che ancora avvolgono il mondo e dirigi i passi dei popoli sulla via della pace. Noi ti preghiamo. Padre della luce, ascoltaci. O Dio, che in ogni tempo cerchi testimoni veritieri del Vangelo, suscita degni ministri dell'altare e rendili perseveranti nella tua volontà. Noi ti preghiamo. Padre della luce, ascoltaci. O Dio, che riveli ai piccoli le profondità del tuo mistero, illumina le menti di quelli che ti cercano con cuore sincero e apri orizzonti di vita nuova a quanti hanno già riconosciuto il tuo amore. Noi ti preghiamo. Padre della luce, ascoltaci. O Dio, che hai ascoltato il tuo Figlio mentre affidava al discepolo Giovanni la madre addolorata, rendici forti nel momento della prova e fa di noi testimoni credibili della Pasqua. Noi ti preghiamo. Padre della luce, ascoltaci. Guarda, o Padre, la tua Chiesa, sposa di Cristo, nostra Madre, e suscita in noi i tuoi figli, per l'intercessione dell'Evangelista teologo, il desiderio di ascoltare con viva fede la tua parola, per dimorare nell'amore e ottenere la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavaci. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che per mezzo del Santo Apostolo Giovanni ci hai dischiuse le misteriose profondità del tuo Verbo, donaci l'intelligenza e la sapienza per comprendere l'insegnamento che Egli ci ha fatto mirabilmente risuonare ai nostri orecchi. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché, conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle cose invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, eleviamo con voce incessante l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E come figli di Dio ci
ci rivolgiamo al Padre Celeste con la stessa preghiera che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi ai nostri della tua misericordia, siamo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e sangue di Cristo custodiscano la vita eterna. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia.
Preghiamo. Dio Onnipotente, per questo mistero che abbiamo celebrato, fa che il tuo Verbo fatto carne, annunziato dal Santo Apostolo Giovanni, dimori sempre in noi, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, ci accompagni con la sua benedizione, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace.